Ma presto, Dio, mia gioia. O Signore, dal maligno al tuo santo altare. Oh Signore, mia gioia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore, fratelli e sorelle, prima di celebrare la Santa Messa, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente, a voi fratelli e sorelle, peccati in parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico gli angeli santi di pregare
Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo e benediciamo, ti adoriamo. Ti rendiamo Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù, Dio, Agnello, tu che togli i peccati. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, con lo Spirito Santo. Preghiamo. Dio grande e misericordioso, allontana ogni ostacolo nel nostro cammino verso di te, perché nella serenità del corpo e dello spirito possiamo dedicarci liberamente al tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro della sapienza e non sfiorisce, facilmente si lascia vedere da coloro che la amano e si lascia trovare da quelli che la cercano. Nel farsi conoscere previene coloro che la desiderano. Chi si alza di buon mattino per cercarla non si affaticherà, la troverà seduta alla sua porta. Riflettere su di lei, infatti, è intelligenza perfetta. Chi veglia a causa sua sarà presto senza affanni, poiché lei stessa va in cerca di quelli che sono degni di lei, appare loro benevola per le strade e in ogni progetto va loro incontro. Parola di Dio. Ripetiamo insieme: ha sete di te, Signore, l'anima mia. O Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora io ti cerco. Ha sete di te l'anima mia, te la mia carne, in terra arida, assetata, senz'acqua. Così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua gloria, poiché il tuo amore vale più della vita. Le mie labbra canteranno la tua lode. Così ti benedirò per tutta la vita. Nel tuo nome alzerò le mie mani. Come saziato dai cibi migliori, con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. Quando nel mio letto di te mi ricordo e penso a te nelle veglie notturne, a te che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia nell'ombra delle tue ali. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Non vogliamo, fratelli, lasciarvi nell'ignoranza a proposito di quelli che sono morti, perché non siate tristi come gli altri che non saranno. Se infatti crediamo che Gesù è morto e risorto, così anche Dio, per mezzo di Gesù, radunerà con Lui coloro che sono morti. Sulla parola del Signore questo: noi che saremo ancora in vita alla venuta del Signore non avremo alcuna precedenza
su quelli che sono morti, perché il Signore, alla voce dell'arcangelo e al suono della tromba di Dio, discenderà dal cielo, e prima risorgeranno di noi che viviamo e che saremo ancora in vita, verremo rapiti insieme con loro nelle nubi per andare incontro al Signore in alto, e così per sempre saremo con il Signore. Confortatevi dunque a vicenda con queste parole. Parola di Dio. Vegliate e tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero conserva. I saggi invece presero anche dell'olio. Poi si assopirono tutte e si addormentarono. A me alzò un grido: ecco lo sposo. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono. Le stolte dissero alle sagge: dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Risposero: no, non venga a mancare. E a voi? Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ora, mentre quelli andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose: in verità io vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete il giorno. Parola del Signore. L'anno liturgico, non quello solare, è vero che termina il 31 dicembre, l'anno liturgico, l'anno cioè delle nostre preghiere, dei nostri incontri, delle nostre cerimonie, volge ormai al termine. Il 9 sarà l'ultima domenica ordinaria, poi verrà il 26 di questo mese la festa di Cristo Re dell'Universo e la settimana dopo ricomincerà il nuovo anno liturgico con la prima domenica. Ecco, in questa domenica
penultima, per così dire, dell'anno liturgico, la liturgia continua a indirizzare lo sguardo della nostra fede cristiana verso le cose che tempo addietro noi anziani ci ricordiamo venivano chiamate i noissimi: morte e giudizio, inferno, purgatorio e paradiso. Vengono alla mente su parole che Gesù ha alzato, perché ecco la vostra redenzione è vicina. Ecco, questo ulteriore richiamo alle cose ultime, alla morte, purtroppo così è, e poi quello che verrà dopo. La Chiesa ha cominciato a ricordarcelo già col 1° di novembre, vero? Festa di tutti i santi, di tutti. Come abbiamo sentito, ce l'ha ricordato nuovamente attraverso la seconda lettura, quella dell'Apostolo Paolo ai cristiani di Tessalonica, e poi il Santo Vangelo di San Matteo. Ecco, io cercherò adesso brevemente, di riflettere su queste due lettere della parola di Dio che abbiamo ascoltato. Innanzitutto quella dell'Apostolo Paolo ai cristiani di Tessalonica. Tessalonica è l'attuale Salonicco, città nel nord-est della Grecia, vicino a Costantinopoli, da quelle parti. Loro avevano accettato e vivevano e credevano nell'incarnazione di nostro Signore, avvenuta col giorno del Santo Natale, e anche credevano a questo annuncio del ritorno, della venuta del Signore come giudice degli uomini del mondo. Soltanto che avevano un po' storpiato, questo concetto dell'attesa. Chissà perché pensavano che sarebbe venuto Gesù improvviso, come dice il Vangelo, ma abbastanza presto, quasi quasi nel corso della loro vita terrena, per cui ecco le conseguenze anche sotto l'aspetto sociale. Signore, da fare lì a romperci, fare le case, abbiamo lasciato tutto. Ecco, Signore, viviamo la giornata e chiudo il discorso. Conseguenze brutte sotto l'aspetto umano-sociale. E l'Apostolo Paolo, richiama i cristiani. Li chiama, il Signore verrà, ma non sappiamo quando verrà. Quindi datevi da fare, vivete, riempite la vostra vita di cose belle, di cose buone, e lasciate al Signore la decisione di quando verrà Gesù. Ecco, questo sbaglio dei Tessalonicesi è stato preso anche dalla storia, da tante altre religioni, chiamiamole così, lontane dalla nostra. Come i testimoni di Geova, chissà, voi forse avrete ricevuto anche a casa vostra la visita di qualcuno di loro. È stato quattro volte in questi ultimi decenni, e si sono sbagliati sempre. Quindi ecco dov'è l'idea che viene dalla prima lettura. Certo, non sappiamo come, ma tornerà. Ed eccoci subito a riflettere brevemente sulla pagina del Santo Vangelo. Ecco, questo annuncio l'Evangelista Matteo lo ha presentato per mezzo di una parabola, no? I famosi racconti che Gesù inventava prendendo lo spunto dalla vita sociale di allora.
esempio c'erano il figlio, l'abitudine tipica prima del suo tempo. A differenza che da noi, che tutto si vive presso gli ebrei, adesso non lo so sinceramente, ma al tempo di Gesù, ecco, anche a seconda dei soldi che avevano i due sposi, la festa di matrimonio durava più di un giorno. E lo sposo, un po' a suo capriccio, arrivava quando gli pareva. Ecco, siccome lo sposo ritardava, no? Ci ha detto l'Evangelista, si addormentarono con le 10 ragazze che erano state invitate a far parte delle feste, come corteo anche di festa. Nel caso fosse arrivato di notte ci voleva anche un po' di luce, non c'erano mica i lampioni di giorni, buio era buio a quel tempo, con fiaccole, con lanterne potevi superare il buio della notte. Ecco Gesù al termine che dice lo sposo è venuto a mezzanotte, cioè quando meno loro se l'aspettavano. E allora le 5 sagge che avevano portato con sé una riserva possono di nuovo mettere l'olio dentro la loro lanterna e con quello fare luce e entrare dentro nella sala da pranzo di nozze. Evidentemente il linguaggio, la parabola voleva dire quello che ha detto Paolo ai cristiani di Tessalonica. Il Signore verrà, non sappiamo quando. Ecco, per dire concretezza, quando mi hanno detto che Pia era morta, era stata qui fino alle feste di settembre, tornata da sua figlia, e io almeno esternamente non la vedevo sofferente. Ecco l'annuncio. Il Signore è venuto quando anche lei probabilmente non se l'aspettava. È romano, era malato, certo, ma anche lui si aspettava di 10 giorni, non credo. Abbiamo allora il discorso nella vita nostra concreta, come è vero quello che dice la parola. Allora l'importante è sapere la Pia è romano, dove sono adesso? Il loro corpo sappiamo dove è il destino di ogni persona, ma la loro anima, dov'è? Ecco l'importanza di questo annuncio. È presso il Signore e se non sono ancora in paradiso sono senz'altro in purgatorio. Ecco il senso di queste messe, perché avete ordinato anche voi oggi questa celebrazione. Perché attraverso la preghiera della messa il Signore apra quanto prima le porte del paradiso. È importante questo. Allora io desidero concludere con leggervi questo bel episodio che voi certamente non avete mai sentito, letto. Ce lo racconta il grande vescovo Sant'Agostino, che era nato nell'attuale Tunisia, anche la mamma. E Agostino, fra le tante sue opere, ha composto anche una specie di autobiografia che si chiama Le Confessioni. Vi leggo questa paginetta che è molto bella. Appoggiati al davanzale della finestra di una casa di Ostia, città del Lazio, una madre di nome Monica e il suo figlio trentenne di nome Agostino parlavano un giorno soli con grande dolcezza. Parlavano di quella vita che occhio mai vide, che orecchio non udì e mai entrò in cuore d'uomo. La sua prima lettera ai Corinti. Mentre così parlavano, era come se il mondo poco a poco svanisse dal loro sguardo. La madre disse al figlio: questo non è più oggetto di desiderio per me,
Desideravo vivere solo per vedermi cristiano e ora che Dio mi ha esaudito non so più cosa sto a fare qua giù. Da lì a pochi giorni, mentre ero in attesa di imbarcarsi per la Tunisia, quella madre si ammalò gravemente di malaria. Seppellirete qui vostra madre, disse ai 2 figli presenti, e vedendoli sconvolti dal dolore, al pensiero di doverla lasciare lontano dalla patria dove e non c'è nessun pericolo che egli si dimentichi in qual luogo alla fine dei tempi dovrà venire a cercarmi per farmi risuscitare. Solo ricordatevi di me, dovunque vi troverete davanti all'altare del Signore. Così Agostino, questa pagina autobiografica. Veramente possiamo, concludendo, dire, Monica, una vergine prudente, che il Signore trovò vigilante e in attesa. Ad essa e alle sue lacrime di madre la cristianità intera e debitrice del grande vescovo Agostino, che ci ha raccontato queste cose. Ella aveva inseguito il figlio traviato che non era ancora dalla nativa Africa fino a Milano, grazia di Dio, finché non lo restituì nuovo alla Chiesa e a noi che così spesso illuminiamo. Fede, minata che dolore certo poi a quello che sta avvenendo, ma che quando verrà il Signore ci possa accogliere nella sua casa. Crede un solo Dio, unigenito Figlio di Dio, nato per mezzo di Lui. Fu pure crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì fu sepolto, il soggiorno è risuscitato secondo le scritture, è salito in cielo e di nuovo verrà nella gloria. E il suo regno non avrà. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e procede dal Padre, e con il Padre e credo. Della che degli altri. Supplichiamo perché sia di restare, diciamo, Padre. Per la Chiesa che attende il suo Signore, per i suoi pastori, per le vergini, per i contemplativi, per i giovani che chiami a servirti in una speciale consacrazione, noi ti preghiamo. Per i cristiani che si abbandonano all'indifferenza e per chi invece mantiene la sua lampada accesa, per chi sostiene la fede dei vacillanti, noi ti preghiamo. Ascoltaci, oh Padre. Per le famiglie che vivono senza speranza
e nella tristezza, per i malati, per gli isolati, per tutti coloro che soffrono, noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Per la mano che il Signore continuamente ci tende, per i doni del creato, per le cose belle del mondo, per quanti faticano in terra e in mare, per assicurarci nutrimento e sostegno. La domenica iniziamo con il canto Lodate il Signore, 260. Che nell'ascolto della parola e nella mensa del Padre. Lodate il Signore, egli è buono, alleluia. Lodate l'Altissimo Padre che hai Dio, ascoltato queste nostre preghiere, alleluia. chiediamo di esordirle. Poiché Tu che la vivi con il sua Figlio e lo Spirito Santo, per tutti i eterna ed secoli. infinita. Pagina 18. A te, I Signore, cieli preghiamo il cuore. creò con sapienza, alleluia. Egli opera grandi prodigi, alleluia. Poiché la sua bontà è eterna ed infinita. È il giorno che ha fatto il Signore, alleluia. Esulti di gioia la terra, alleluia. Poiché la sua bontà è eterna ed infinita. Quel vino puro che t'offre la Chiesa forma la gioia dei nostri dei cuori. Con tutti voi, miei fratelli e sorelle, la liturgia oggi ci ricorda che il destino finale di ogni uomo è l'incontro personale con Dio. Non è una cosa di poco conto. Preghiamo perché il nostro sacrificio Chi non ha il dono della sia fede gradito a attende Dio quel Padre, giorno come un'immersione nel vuoto, non sanno cosa succederà. Ma noi che crediamo, Volgi il tuo sguardo, guardiamo Padre, quel alla momento festa della tua importante che coinciderà con l'incontro del Padre. che ora celebriamo nel mistero che ci ha per Cristo creato, nostro Signore. che ci ha Il amato Signore sia e con che voi. ora ci vuole Alza i felici nostri con cuori. sé, partecipi Rendiamo grazie, della sua Signore, gloria, della sua vita e divina, veramente e di questo dobbiamo essere riconoscenti. Vi ricordo Lodarti e che ringraziarti, oggi Dio ricorre onnipotente ed eterno. la Tu sei l'unico 73esima Dio giornata vero. del L'universo è vicino ringraziamento. e pieno della tua presenza, Tutti, ma nessuno soprattutto escluso, nell'uomo a fatto a tua motivo, immagine, hai motivi espresso il segno senza della tua fine gloria. per Tu le ringraziare. chiami a Potremmo cooperare anche con il tanto lavoro lamentarci quotidiano con Dio, al ma progetto abbiamo della tante creazione ragioni per e gli doni il ringraziare. tuo spirito, Non perdiamo perché in Cristo l'occasione, uomo nuovo non perdiamo diventi l'occasione artefice. per celebrare degnamente questa Eucaristia. E noi, Signore, ci uniti agli perdoni angeli i nostri santi, peccati. cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, santo, santo. Pietà I cieli di e la noi, terra. Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Osanna. Dio Onnipotente, Padre veramente abbia santo, misericordia fonte di di noi, ogni santità, perdoni i nostri santifica peccati questi doni e ci con conduca l'effusione alla del vita tuo Santo eterna. Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo. Gloria, Egli offrendo in liberamente la sua passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse loro: mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio. e pace in terra. Per gli uomini amati dal Signore, noi ti lodiamo, ti benediciamo. Dopo la cena, allo ti stesso modo, adoriamo, prese il ti calice e rese grazie, glorifichiamo, ti
ti rendiamo Lo diede ai suoi grazie discepoli e per la tua disse: gloria prendete e immensa. bevetene tutti, questo è il Signore calice Dio, Re santo del cielo, della nuova ed Dio eterna Padre alleanza versato onnipotente, per voi e per Signore tutti Figlio in unigenito, remissione dei Gesù peccati. Cristo, Fate questo in Signore memoria Dio, di me. Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la Mistero nostra della fede, supplica. Tu che siedi annunciamo la tua morte, tu sì, solo santo, tu solo Signore. resurrezione nella Chiesa. Gloria, gloria in Chiediamo, Padre, il pane della vita e il calice del salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi la tua gloria, Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, Oh Dio, diffusa sulla voce terra, che che ridesta qui convocata il nel cuore giorno in cui della Cristo lunga ha vinto la attesa morte, dell'incontro ci sia resi con partecipi Cristo, della tuo sua vita Figlio. immortale. Fa che non Rendi venga la a mancare perfetta l'olio benedizione delle del nostro nostre Papa lampade, Francesco, perché il quando nostro egli Vescovo verrà Andrea Bruno, tutto siamo l'ordine pronti a sacerdotale correre di Afmale. incontro per entrare Ricordati con della lui nostra sorella in nella Cristo festa, Pia, che è stata nunziale. chiamata fede a questa Egli vita, vive e regna con come te per il nell'unità battesimo dello l'hai unita alla Spirito morte Santo di Cristo tuo per Figlio, tutti i così secoli rendila dei partecipe secoli. della sua risurrezione. Ricordati anche di nostri fratelli e sorelle Dal libro della che si sono Sapienza. addormentati nella La speranza sapienza della è splendida e risurrezione, non sfiorisce, anche di Don facilmente si lascia di vedere da Romano coloro che la e amano di tutti i e si defunti lascia che si trovare da affidano alla tua quelli che la clemenza. cercano. Ammettili a godere Nel tutti farsi la conoscere luce del tuo volto. previene coloro che la Di noi desiderano. tutti abbi Chi si misericordia, alza di buon conci di mattino aver per fatto la vita cercarla eterna, non si insieme affaticherà, con la Beata la Maria, troverà Vergine seduta Madre di alla Dio, sua con porta. San Giuseppe suo sposo, Riflettere con gli su di lei, apostoli, infatti, i nostri è santi patroni, intelligenza San perfetta. Giovanni Battista, Santa Lucia, Chi veglia a causa sua Sant'Andrea sarà Apostolo, presto San senza Silvestro affanni, Papa, poiché lei stessa tutti i santi, va in cerca di quelli che sono degni di lei. e in Gesù Cristo tuo Appare Figlio, loro benevola concederemo per le la strade tua gloria. e in ogni Per progetto Cristo, va loro incontro. ed in Parola Cristo di te, Dio. Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria dei secoli. Vogliamo anche noi oggi pregare con tutti gli uomini di buona volontà per la pace in questo mondo. Padre nostro che sei di in te, cielo, Signore, venga il tuo regno, sia l'anima fatta la tua mia. volontà, come in cielo, così in terra. Dacci Dal Salmo oggi il 62. nostro pane quotidiano. O Dio, Rimetti tu a sei noi i Dio. nostri debiti, Dall'aurora come io ti anche cerco. noi li Ha rimettiamo sete di te l'anima mia. e non Desidera abbandonarci te, la mia alla carne, tentazione, in ma terra liberaci. arida, assetata, senza acqua. Liberaci, o Signore, da Ha tutti i mali, sete da tutte di le te, pandemie, da tutte le guerre. Signore, Concedi la pace in questi l'anima giorni, e con l'aiuto della tua mia. misericordia vivremo Così sempre nel liberi dal santuario peccato ti ho e contemplato, sicuri da ogni turbamento, guardando la tua nell'attesa del potenza e la tua santi gloria. la beata Poiché il tuo speranza amore venga il vale più nostro della vita, Salvatore le mie Gesù. labbra canteranno la tua lode. Ha sete di te, Signore Gesù Cristo, che hai detto Signore, l'anima mia. non Così ti guardare i benedirò nostri per tutta la peccati, vita. ma la Nel fede tuo nome della alzerò tua le mie Chiesa, mani. e donale Come saziato unità dai e cibi pace, migliori, secondo la tua con volontà, labbra tu gioiose che ti vivi loderà e la regni mia voce. nei secoli dei secoli. Ha E la sete pace di del te, Signore sia Signore, come l'anima secoli fa Francesco d'Assisi, mia. anche noi oggi Quando nel nel mio nome letto della di te mi Santissima ricordo, Trinità auguriamoci penso a te nelle e veglie auguriamo alle nostre notturne, famiglie a te e alle che sei stato il mio aiuto. bene Esulto di gioia e salute. all'ombra delle tue ali.
a sete di te, Signore, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, l'anima abbi pietà. mia. Agnello di Dio che togli i peccati, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati, dona a noi la pace. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Beati noi che Non siamo vogliamo, invitati alla fratelli, mensa del lasciarvi Signore. nell'ignoranza. Ecco l'agnello di A Dio che proposito toglie i di quelli peccati che del sono mondo. morti. O Signore, Perché non sono siate degno di tristi come gli partecipare. altri, che non hanno Ma speranza. di Se infatti crediamo che Gesù è morto e risorto, così anche Dio, per mezzo di Gesù, radunerà con Lui coloro che sono morti. Sulla parola del Signore, infatti, vi diciamo questo. Noi che viviamo e che saremo ancora in vita alla venuta del Signore, non avremo alcuna precedenza su quelli che sono morti, perché il Signore stesso ha un ordine, alla voce dell'Arcangelo e al suono della tromba di Dio, discenderà dal cielo. E prima risorgeranno i morti in Cristo. Quindi noi che viviamo e che saremo ancora in vita, verremo rapiti insieme con loro nelle nubi, per andare incontro al Signore in alla pagina aria, 34, e così per come sempre bello, Signore, saremo stare col insieme. Signore. Confortatevi dunque a vicenda con queste parole. Parola di Dio. Alleluia, 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 alleluia. Vegliate e tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Alleluia, 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 alleluia. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono in Come bello, Signore. 5 di esse erano stolte, 5 sagge. Le E stolte la presero le lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assoppirono tutte e 6, addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: ecco lo sposo, andategli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Domenica prossima la messa sarà anticipata di un quarto sagge d'ora, risposero: no, perché poi alle non 11 venga devo andare a magari dire a messa noi, a Saipana. voi. Andate Come piuttosto anni dai addietro, vi venditori ricordate a che partivo da lì e andavo anche a servizio a Ora mentre Saipana. quelle andavano Vado a soltanto comprare per l'olio, domenica, si arrivò intende, lo perché il parroco ha avuto un e le incidente, vergini non che grave, erano grazie a Dio, pronte ma entrarono la parrocchia deve con lui alle chiedere ai nozze preti una volta qua, e una la volta. porta Allora fu ho detto vado chiusa. anch'io una volta, dove ho fatto per 9 anni quel servizio. Più tardi Quindi arrivarono domenica anche le alle altre 9 vergini meno e cominciarono a dire: Preghiamo. Signore, Signore, aprici. Ma di dentro rispose lui, lo sposo: Ti ringraziamo dei tuoi doni, o Padre, la forza dello Spirito Santo che ci hai comunicato in questi sacramenti, rimanga in noi, trasformi né il tutta la giorno nostra né vita. l'ora. Per Parola il del Signore
con voi. O Vergine Santa, tu apparisti alla piccola Teresa d'Us, in un anno che ha conosciuto un terribile morbo al colera, che ha ucciso milioni di figli tuoi in tutta l'Europa. Anche gli abitanti del piccolo paese di Porcius hanno pianto la morte di alcuni loro parenti e amici compaesani, invocando la tua materna intercessione. Tu li hai ascoltati, liberandoli. Una riflessione. I riconoscenti ti hanno invocata Madre amorevole. Come segno delle loro serene grazie, ti hanno lasciato questa tua dolce immagine, chiamandoti Salus Infirmorum, salute degli infermi. Anche noi, guardando il dolce tuo volto e quello del tuo amatissimo Figlio, nostro Signore, ti chiediamo con fiducia e con speranza, liberaci dai tanti mali morali e spirituali, fisici, malattie, che minacciano quella dei nostri familiari e delle nostre comunità. Donaci la tua filiale confidenza al volere del Padre, sì da poter dire sempre come te si compie in noi, Signore, e così sia. E per i meriti e l'intercessione della Madonna della Salute ci benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace. Una croce tu ponesti sulla mano d'una bimba che poggia, le dicesti sussurrandole: buona domenica, buona settimana.